Ora invece la politica, torniamo a parlare degli espulsi della Lega Nord proprio in seguito al Consiglio nazionale di sabato. Allora vediamo il prossimo servizio. La spaccatura è sempre più profonda, anche perché le polemiche tra le due anime del partito non accennano a placarsi. Ieri le accuse dei bossiani al neodeputato Emanuele Prataviera, a loro dire troppo attento a conservare anche l'incarico di consigliere comunale a San Stino e di assessore provinciale a Cacorner. Nelle ultime ore, in merito, la replica perentoria dell'assessore regionale Daniele Stival, fedelissimo di Maroni e Tosi. Vanno ricordate due cose: che lui in consiglio comunale ci è perché è stato votato dai cittadini e fra un mese c'è il voto e quindi non ci sembrava il caso che si dimettesse. Lo stesso vale per la provincia come assessorato. Gli avevamo chiesto fin dall'inizio di attendere, tra l'altro la legge lo prevede e lui sta facendo gratuitamente anche la parte di assessore provinciale, quindi credo che alla popolazione o ai cittadini della provincia di Venezia in questo momento stia facendo, tra virgolette, un favore.